Con sti G una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Abbiamo la cronaca in primo piano con due bruttissimi incidenti stradali. Il primo con esito mortale, a perdere la vita una donna di 39 anni, una mamma di 39 anni, è rimasta ferita la figlioletta. La tragedia è avvenuta ieri sera attorno alle 20:30 a Paese. Siamo lungo via Baldrocco a scontrarsi frontalmente, per causa ancora in corso d'accertamento, una Polo guidata da un 19enne di Vedelago e una Fiat Palio con al volante la donna di 39 anni trevigiana. A bordo con lei anche la bimba di 6 anni. La donna nello schianto ha riportato ferite gravissime. È stata trasportata d'urgenza al Cafoncello, dove è poi spirata. Lesioni più lievi fortunatamente per la bimba, che è stata affidata ai nonni. Illeso il 19enne, risultato negativo ai test alcolemici a cui era stato sottoposto dagli investigatori della Polizia Stradale di Treviso, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi. Per ora non è chiara la dinamica dell'incidente. La Palio della donna era diretta da Castagnole in direzione di Musano di Trevignano, e sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Treviso, ambulanza e automedica del SUEM 118. E un altro gravissimo incidente attorno alle 21, sempre di ieri, di domenica, in via Padova. Siamo a Cornuda, poco distante da Valeri Sport, sulla provinciale 667. Un giovane a bordo di uno scooter, per causa ancora in fase d'accertamento, ha urtato violentemente la parte anteriore sinistra di una Mercedes classe A. Il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri, è finito nel fossato a fianco della strada. Quel che restava dello scooter, che è finito praticamente distrutto, è terminato nel campo adiacente. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluni, carabinieri, SUEM 118, che ha trasportato il giovane in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. E si è saputo che potrebbero svolgersi tra martedì e mercoledì prossimi, quindi tra domani e dopodomani, i funerali di Egidio Battaglia e del figlioletto Massimo. Esattamente una settimana fa, ricorderete senz'altro la tragedia a Castello di Godego, con il papà che ha strangolato il bimbo di 2 anni per poi togliersi la vita. La dinamica che è stata confermata dall'esame autoptico. Adesso si aspetta il nulla osta alla sepoltura da parte della Procura della Repubblica, che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, come conferma anche il sindaco di Castello di Godego, Diego Parisotto. I funerali si terranno in forma congiunta. E intanto lasciamo per qualche istante da parte la cronaca e invece torniamo a occuparci del fine settimana intenso che ha interessato le città della nostra regione, letteralmente prese d'assalto da tantissime persone. A Padova si sta facendo un giro di vite ancora più stretto per cercare di regolamentare al massimo il flusso delle persone. Da un'isola che chiude e rimane deserta ad una piazza aperta come quella del Duomo che si affolla a causa ed effetti delle nuove misure anti-assembramento messe in campo nel fine settimana a Padova per evitare folle di persone. Se il senso unico pedonale tra Corso Umberto e via Roma sembrava funzionare diluendo le presenze nel centro storico, la chiusura dell'isola Memmia ha funzionato sì per la zona del Prato, ma ha portato molti giovani a darsi appuntamento in altri luoghi della città come le piazze o il Duomo, dove si concentrano un gran numero di bar con plateatici. La chiusura dell'isola Memmia era stata decisa anche per evitare episodi sgradevoli come la rissa scoppiata la scorsa domenica, e per fortuna in questo fine settimana non si sono registrate tensioni tra gruppi di giovani. Tuttavia, complice il bel tempo, le strade del centro sono state affollate da giovanissimi e famiglie che si sono riversati nei negozi e nei locali. A vigilare sugli accessi dell'isola Memmia e sugli assembramenti vigili, polizie e carabinieri anche in borghese, e non sono mancate le sanzioni per chi veniva beccato con la mascherina abbassata. E crescono anche i contagi, soprattutto tra i giovani all'uscita dalla scuola. Positivi raddoppiati in una settimana nella Marca, crescono i contagi e cala l'età di chi si ammala. La situazione è ancora sotto controllo, ma gli elementi di preoccupazione ci sono tutti, soprattutto dopo un altro fine settimana che tra zona gialla e bel tempo ha visto la gente riversarsi fuori casa, chi seguendo le regole, chi no. Bisogna avere la testa, bisogna avere l'intelligenza, bisogna avere la capacità di capire che non siamo fuori da questo virus, saremo fuori
solo se riusciremo a creare l'immunità di gregge e garantire la vaccinazione a tutti. In questo momento nella Marca a far salire verso l'alto il numero di positivi sono alcuni cluster, a cominciare da quello della scuola di Fara di Soligo, scaturito dalla festa di Carnevale organizzata in casa da alcuni genitori. E proprio le scuole tornano nuovamente sotto i riflettori. Il CTS ha dato al governo nuove indicazioni: chiudere tutte le scuole in zona rossa e didattica a distanza anche nelle zone nelle quali l'incidenza sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Nella Marca si è passati dai 491 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti di fine dicembre ai 91 di oggi. Quindi noi siamo sotto. Anche come RT adesso siamo sotto l'1 e continuiamo a viaggiare tra il 0,98 e l'1, quindi siamo, come dire, ai margini della possibilità di poter diffondere in modo esteso il virus. Però contemporaneamente bisogna dire che lo avevamo sempre detto, che le scuole possono essere una fonte elevata di contagio, ma non tanto la scuola fine a se stesso, perché i docenti sono bravissimi, i ragazzi stanno in classe, usano la mascherina a distanza. Il problema è l'affollamento prima di entrare, se avviene che i ragazzi si trovano, e soprattutto il post scuola. Al momento dunque si continua con la didattica in presenza al 50% alle superiori, ma bisogna tenere alta l'attenzione. Spetta al comitato tecnico scientifico, nel senso che loro devono indicarci la soluzione migliore per proteggere le comunità. Se le scuole possono essere un punto di rischio e di diffusione del contagio, io credo che ormai fatto 30 possiamo far 31 e continuare con la didattica a distanza. Ovvio che in cuor nostro tutti vorremmo tornare alla normalità, alla socializzazione, alla scuola, allo sport, al teatro, al cinema, però siamo chiamati ancora a stringere i denti per questo ultimo periodo in attesa che arrivino questi vaccini. E cambio della guardia alla direzione delle varie ULS della nostra regione, anche per quanto concerne l'ULS 7 Pedemontana. E tra l'altro è stata la stessa assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarini che ha voluto fare un plauso al commissario Bortolo Simoni, che ha seguito soprattutto in questi mesi difficilissimi di emergenza Covid tutta la situazione, e ha detto davvero è stato fondamentale il ruolo del commissario Simoni. E intanto saranno anche tracciati gli obiettivi del nuovo direttore generale Bramezza. Il cambio della guardia alla guida dell'ULS 7 Pedemontana avviene in un momento molto delicato dell'emergenza coronavirus. Un periodo cruciale nel quale si è distinta la figura del commissario Bortolo Simoni. Intanto permettetemi di ringraziare il commissario Bortolo Simoni, che se ne va in pensione, e quindi gli auguriamo anche ogni bene, ma di ringraziarlo perché ha lavorato molto su questa USL, un USL sappiamo non semplice, un USL con diverse caratteristiche, e poi ha dovuto affrontare quest'anno di Covid in maniera molto, molto forte, e con dei risultati che abbiamo visto, degli ottimi risultati, quindi il mio ringraziamento sicuramente a lui e a tutta la sua squadra. Al posto di Simoni arriva Carlo Bramezza, forte dell'esperienza all'ULS 4 del Veneto orientale. Arriva un nuovo direttore, Carlo Bramezza, il dottor Carlo Bramezza arriva dall'USL orientale, quindi con un'esperienza molto forte in questa USL, un USL particolare, l'USL che si popola durante il periodo estivo, molto lunga, quindi molto estesa. Io sono convinta che il dottor Bramezza è sicuramente la persona più giusta, più adatta per la nostra USL Pedemontana, perché è un direttore di esperienza, con un profilo professionale importante. Un ruolo delicato che impegnerà Bramezza in scelte strategiche di grande importanza per il territorio. Ha saputo coniugare anche la responsabilità e la capacità di tessere relazioni, la disponibilità di dialogare continuamente con il territorio, con i stakeholder, ma anche la capacità di saper decidere quando bisogna decidere, e questo penso che sia fondamentale. La sfida però resta la medesima: amalgamare le esigenze di poliospedalieri di cui è composta l'ULS 7 Pedemontana. Diventerà molto importante e fondamentale poi far lavorare in rete i territori, ma soprattutto i nostri 3 ospedali, quindi Bassano, Sant'Orso e Asiago, e sono convinta che il dottor Bramezza sarà in grado di farlo. Ci separiamo per qualche istante, tra pochissimo.
Siamo nuovamente in diretta, ben ritrovati, Focus TG, andiamo subito a Padova dove c'è la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Abbiamo mandato poco fa il servizio in cui si è mostrato il giro di vite ancora più stretto che è stato dato dall'amministrazione comunale per cercare di evitare al massimo assembramenti in centro. E come è andato questo fine settimana, Valentina? Allora, l'avete visto anche un po' dalle immagini, ovviamente complice il bel tempo, anche le temperature primaverili, il centro di Padova è stato preso d'assalto nel fine settimana, ha retto ovviamente il sistema di senso unico pedonale che già era stato testato nei 2 sabati precedenti, anche la situazione di Prato della Valle, diciamo, si è contenuta e si è risolta chiudendo l'isola Menia. Quello che di fatto un po' ha provocato è che si sono registrati degli assembramenti di giovani in altre parti della città, cioè il punto si è spostato il punto di ritrovo dei giovani, quindi da Prato della Valle al Duomo e alle piazze dove si sono registrate un po' le situazioni più critiche, ovviamente sempre monitorate dalle forze dell'ordine e dal dispositivo messo in campo nel fine settimana, soprattutto nel pomeriggio. Infatti cercheremo proprio di chiedere al sindaco Giordani se ci saranno dei ritocchi per i prossimi fine settimana, visto che insomma sta arrivando la primavera, il bel tempo, e quindi è anche probabile che ci siano sempre più queste situazioni di presa d'assalto del centro di Padova durante il sabato pomeriggio o alla domenica. Quindi diciamo che se l'isola Menia si è completamente svuotata e quindi di fatto il provvedimento di chiusura ha avuto il suo effetto, quello che si è registrato è che un po' la gente si è sparpagliata in altri posti, creando soprattutto per quanto riguarda i giovani nuovi punti di ritrovo, come per esempio la zona del Duomo, dove si sono registrate, diciamo, le situazioni un po' più critiche. Ci sono state anche delle multe per quanto riguarda persone che non indossavano la mascherina o che ce l'avevano abbassata, quindi insomma di fatto questo è il bilancio di questo fine settimana. Tra l'altro proprio mentre stavi parlando si vedevano gli agenti della polizia locale che stavano passando, quindi controlli che continuano in maniera molto assidua, soprattutto nella parte nel cuore della città, nel centro città. Assolutamente sì, anche se insomma diciamo durante la settimana la situazione è piuttosto tranquilla e stabile. Vedete anche alle mie spalle non è che ci sia tutta questa grande presenza di persone in questo punto, che è proprio il punto centralissimo della città, perché io sono lungo il Liston, quindi tra il Caffè Pedrocchi, il comune e l'università, quindi insomma diciamo che la situazione, la vedete, è piuttosto tranquilla. Tra le altre cose vi volevo dare anche un'informazione di servizio, perché oggi sono partite, per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono partite 7.200 lettere di convocazione per i nati nel 1939 di tutta la provincia. L'USL 6 Euganea ha pubblicato sulla sua pagina internet il calendario vaccinale per quanto riguarda appunto la classe 1939 con le varie chiamate nelle 6 sedi vaccinali di tutta la provincia. Si comincerà, se non ricordo male, dall'11 marzo con la fiera di Padova e poi via via a seguire le altre sedi vaccinali. Quindi adesso è un avvertimento, insomma, a tutti i nati del 1939 della provincia di Padova: in questi giorni dovrebbe arrivare proprio la lettera di convocazione con l'orario e l'appuntamento, mentre in questi giorni si sta procedendo, come già avevamo detto, alla vaccinazione dei nati nel 1941. E tra le altre cose invece si registrano qualche difficoltà e prenotazioni esaurite per le vaccinazioni al corpo docente. C'è stato segnalato da una docente, nostra telespettatrice, che questa mattina ha provato ad accedere al sito per prenotare una dose di vaccino, ma non ci è riuscita perché appunto non ci sono appuntamenti disponibili proprio per la convocazione agli insegnanti che si sta svolgendo in queste settimane, che vengono vaccinate, come lo ricordiamo, con il siero di AstraZeneca. Quindi insomma bisognerà cercare di capire come sbloccare questa situazione, ma insomma si spera, ci si augura che almeno nei prossimi giorni tutto ritorni nella norma. Allora, io intanto ringrazio Valentina Visentin, buon lavoro, buona continuazione Valentina. Anche a voi. E noi restiamo a Padova e ci occupiamo invece di un'agevolazione che viene data ai cittadini, questo bonus che può arrivare anche fino al 50% e che riguarda le corse in taxi.
Per accedere al bonus è già operativa la piattaforma digitale consultabile dal sito padovanet.it. Ampia la platea di padovani ultra 65enni, ma anche le donne in orari serali considerati più a rischio, che possono godere del bonus taxi messo a disposizione del Comune di Padova grazie a circa 300.000 euro erogati dal governo. Sarà possibile per diverse categorie di persone, abbiamo cercato di tenere la platea ampia proprio perché fosse possibile accedere a questo servizio, e in particolare persone anziane, in particolare persone che hanno esigenze sanitarie, quindi muoversi per esigenze sanitarie o che appunto hanno un po' una ridotta capacità motoria. La richiesta va fatta entro il 31 maggio in via digitale o contattando il numero 049 23 009 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Gli aventi diritto individuati dal Comune verranno dotati di buoni digitali che potranno usare durante una corsa in taxi o su un'auto a noleggio con conducente fino a un massimo di 20 euro a corsa. Un modo per aiutare i cittadini, ma anche il settore del trasporto che ha visto un crollo delle corse. Diamo anche una mano a un comparto, quello dei tassisti, che sta soffrendo molto, ma che offre un servizio pubblico importante perché sono corse, viaggi in piena sicurezza, in abitacoli che sono pienamente sanificati, quindi sfruttiamo questo bonus, diamo una mano ai tassisti e ci muoviamo in maniera sicura. C'è stata una richiesta, un aumento della richiesta proprio in quella direzione da quella parte della clientela e soprattutto tantissime richieste di informazioni. Quindi presso il nostro call center moltissimi cittadini ci chiamano chiedendo appunto sulle modalità di sanificazione dei veicoli, sulle modalità di trasporto, proprio con un'attenzione maggiore alla problematica del virus. C'è una breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. E rieccoci nuovamente in diretta, ci trasferiamo adesso a Vicenza dove c'è Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. C'è una bella storia di cronaca che arriva dalla finanza, Gabriella, dal Vicentino. Cos'è successo? Sì, infatti gli uomini della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto un corriere della droga. Erano in corso dei controlli lungo la tratta ferroviaria Verona-Vicenza-Padova, un treno locale, quando praticamente con i cani antidroga, e il cane ha annusato qualcosa di strano, hanno quindi portato alla persona un cittadino che veniva da Napoli, a cui sono stati poi trovati all'interno ben 93 ovuli, all'interno dello stomaco, 93 ovuli di sostanza stupefacente tra cocaina ed eroina. Ovviamente hanno aspettato l'espulsione di questi ovuli, per cui ci sono voluti 2 giorni, ed è stato poi portato al carcere di Vicenza. È stato fatto scendere ovviamente dal treno, dalla stazione alla stazione di Grisignano di Zocco per appunto gli accertamenti e i controlli. Cronaca ancora, perché andiamo in questo caso a San Dorigo, dove c'è stato sabato questo pestaggio di questo 77enne da parte di un 40enne pregiudicato con vari reati a suo carico. Stanno indagando i carabinieri per cercare di capire esattamente cosa è successo, e perché secondo quello che sono stati i racconti anche di molti testimoni sarebbe stato un diverbio aver scatenato la follia nel 40enne, che ha colpito selvaggiamente l'anziano. Pensate che secondo quanto finora si sa sono 5 settimane di prognosi per il 70enne, e quindi adesso i carabinieri stanno visionando proprio anche il video che ritrae questo pestaggio, e per portare tutte le evidenze al pubblico ministero, che poi dovrà trarre, come dicono i carabinieri, le conclusioni, quindi vedere se effettivamente portare all'arresto del soggetto. Anche perché pare, ti interrompo un attimo, pare che si sia trattato proprio di uno scoppio improvviso, perché da quello che si è capito tutto improvviso proprio, senza un reale concreto motivo. Stanno indagando esattamente su cosa sia stato il fattore scatenante. Di certo erano in strada ed è stato un diverbio, una discussione su qualcosa. Stanno cercando di capire, non si parla di una premeditazione, di un atto di persecuzione nei confronti dell'anziano, insomma. Quindi è da capire esattamente quale sia stata la molla scatenante, se effettivamente sono stati i futili motivi, o se ci sia magari comunque una parola maldetta, qualcosa che ha fatto saltare la mosca al naso al 40enne, anche se anche sul raptus, diciamo di follia, possiamo definirlo così, vanno cauti i carabinieri anche su questo aspetto. Certo.
Oggi sarà una giornata anche importante per Vicenza, perché in fiera in questo momento alle 12:30, tra 5 minuti, partono le vaccinazioni per gli insegnanti, secondo quelli che sono i criteri stabiliti dalla Regione Veneto. In fiera perché è diventato il punto clou per la città di Vicenza, per il territorio dell'Uslotto Berica, per appunto sia i tamponi sia i vaccini, per una questione di spazio e di tantissime postazioni che ci sono e la possibilità delle persone di mantenere le distanze, e quindi da oggi inizia anche questa vaccinazione. Cercheremo di capire poi quando sarà la volta delle forze dell'ordine, che sarebbe l'altra categoria che dovrebbe appunto vaccinarsi, anche se poi potrebbero cambiare tutte le cose. Sai che si sta valutando appunto di fare una dose sola del vaccino Pfizer e non più 2, e quindi probabilmente potrebbe saltare anche il meccanismo delle priorità che è stato dato inizialmente dal governo, e quindi tutto potrebbe essere rimesso in gioco, possiamo dire così, ma al momento per Vicenza oggi è il V-Day per quanto riguarda gli insegnanti. Ecco, ne approfitto, ti tengo per chiederti anche altre cose, ricordando che alle 12:30 poi c'è il collegamento, come sempre, con la conferenza stampa a Venezia con il governatore Zaia. Però ne approfitto per chiederti, si è svolta anche a Vicenza tutta la vaccinazione per gli anziani, ottantenni e ultra ottantenni, sta partendo classe 41, 40 e quant'altro. Come sta andando? Come sta procedendo da quello che siete riusciti a capire? La questione è sempre il numero di vaccini a disposizione. Vicenza, l'Uslotto sta andando a tambur battente, ma chiaramente ci sono anche qua delle problematiche proprio per il reperimento dei vaccini. Si sta cercando di arrivare dappertutto e devo dire che comunque c'è una grande risposta da parte delle persone, quindi si sta andando avanti, ecco, di sicuro si sta andando avanti. Tra l'altro sì, bisognerà capire poi appunto se con questa situazione qua del vaccino, una dose sola del Pfizer, potrà essere anche più semplice. Poi si sta aspettando il Johnson e Johnson, quindi ulteriormente potrebbe andare più velocizzarsi, ecco, diciamo, anche la vaccinazione anche per gli ultraottantenni, perché ovviamente i tempi sono legati proprio all'arrivo dei vaccini, e sappiamo poi tra l'altro che in tutta Italia e anche il Veneto c'è stata una forte riduzione del loro arrivo, e quindi bisognerà vedere. Tra l'altro ne approfitto anche per dirti che ho parlato poco fa con il primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco, che è un po' allarmato. Devo bloccarti, Vicenza... Gabriella, devo bloccarti perché è arrivato il governatore Zaia. Perdonaci, lasciamo la parola al governatore Zaia, grazie. Grazie a voi. Ci siete, le vedete bene? Buongiorno a tutti, grazie. Come vedete abbiamo esposto le colombe, siamo in periodo pasquale e sono le colombe della Città della Speranza, quindi costano, anzi è un'offerta di 10 euro e viene inviata anche a casa, e ovviamente stiamo parlando della Città della Speranza, stiamo parlando di tutto quello che è l'oncoematologia pediatrica, la ricerca, insomma tutti i temi riferiti ai bimbi e alla loro cura e alla ricerca innovativa rispetto alle malattie e a tutte le patologie, a tutte le patologie che riguardano questo mondo. È un grande investimento, quindi è un'occasione per ringraziare la Città della Speranza per la grande attività che fanno di raccolta di fondi e che poi si traducono poi in quello che è la ricerca. Ricordo che c'è anche la torre della ricerca, e soprattutto un abbraccio e un ringraziamento a tutti i volontari che si adoperano, no, per questa raccolta di fondi. Quindi le colombe della Città della Speranza, 10 euro all'una, vengono inviate anche a casa. Tutte le informazioni si trovano su internet, basta scrivere Città della Speranza e poi ne viene fuori il sito. Direi di dare inizio con i bollettini. Ovviamente qui c'è l'assessore Lanzarini e il dottor Floro oggi che ci dà uno spaccato della situazione sanitaria Covid rispetto anche al bollettino. Ecco qui i bollettini: 4.050.000 test molecolari e 3.204.000 test rapidi. I positivi negli ultimi 24 ore sono 603 test rapidi, che significano su 10.586 tamponi un'incidenza del 5,70. Voi vedete che
pian piano si incrementa l'incidenza, siamo partiti dall'1,5, oggi siamo al 5,70. È pur vero che non è un dato rappresentativo perché è del fine settimana, perché i tamponi sono pochi, però questo è un dato insomma su quale ragionare. Numero dei positivi 334.250 dall'inizio del contagio. Anche qui vedete che i positivi presenti ad oggi sono 24.910, non calano. Eravamo partiti da 99.000, se vi ricordate, quasi 100.000, e adesso sono da 2 o 3 giorni che non calano più perché il numero delle negativizzazioni è inferiore al numero dei positivi che troviamo. I ricoverati totali sono 1.334, ovviamente positivi e negativi assieme. I ricoverati totali sono 1.334, ovviamente positivi e che sono così distribuiti: 1.195 in area non critica, meno 7, e 139 in area di critica, quindi terapie intensive, meno 2. Domani avremo un bollettino più aggiornato su questo fronte perché il lunedì sapete che è sempre una giornata un po' particolare. Totale dei morti più 5, 9.852, e 16.049 sono i dimessi ad oggi. Allora, alcune considerazioni. Bene, approfitto intanto per fare gli auguri, così poi passiamo alla parte delle considerazioni. La signora Alessandrina Tamburini di Mogliano Veneto che fa 100 anni, e alla signora Emilia Rita Tiatto di Castelfranco Veneto che ha fatto il 27 sabato, ha fatto 103 anni. E poi ieri, il 28, la signora Ida Campeol, 100 anni. Immagino che la Ida Campeol sia di Treviso. Non si sa, no. E basta. Considerazioni. Le considerazioni sono presto dette. Abbiamo sostanzialmente, come vedete, l'Italia si sta colorando di arancione. Noi rispetto ai parametri nazionali stabiliti ufficialmente dal DPCM ancora non siamo in zona arancione, però abbiamo un RConT che è salito, che inevitabilmente è salito alla luce del fatto che comunque le relazioni sociali e anche le buone temperature portano, diciamo, maggiormente alla creazione di assembramenti e, non ultimo, anzi lo metterei per primo, la presenza delle scuole aperte. Vi ricordate quando vi dicevo all'inizio di febbraio i conti, i bilanci li faremo a fine febbraio? Ci siamo arrivati. Avete visto come si è colorata l'Italia? Considerate che molte delle regioni che sono in difficoltà oggi hanno aperto un mese prima di noi le scuole. Esattamente 22-23 giorni prima di noi. Loro le hanno aperte il 7 gennaio, noi il 1 di febbraio. Quindi 23 giorni prima di noi. Guardate la cartina italiana, guardate i dati epidemiologici oltre ai colori, perché i colori ci dicono sostanzialmente l'RConT, ma dietro quei colori e dietro quella classificazione ce n'è un'altra, che è quella del tasso di occupazione delle terapie intensive e del tasso di ospedalizzazione, che è diverso da regione a regione. Noi in molte di quelle regioni che sono in arancione hanno in alcune loro località sofferenza da zona rossa importante, tanto è vero che molti colleghi governatori hanno provveduto con ordinanze per zone rosse. Allora sapete, io penso che la correlazione con la scuola ci sia fino in fondo, ma non perché lo dico io o lo diciamo noi, perché è tutta la letteratura scientifica che lo dice. E neanche perché i ragazzi hanno delle colpe particolari, i ragazzi non hanno nessuna colpa. Se noi avessimo una popolazione di 700.000 persone di 50 anni, insomma miei coetanei, che tutte le mattine andassero, si ritrovassero gruppi di una ventina, si sedessero in aule e stessero lì 5 ore chiusi in quelle aule, probabilmente noi dovremmo dire che quel contesto epidemiologico diventa un contesto importante per il coronavirus.
I ragazzi poi hanno, diciamo, una particolarità, che spesso hanno cariche virali alte, che non sono magari, sono asintomatici, e quindi c'è il rischio concreto, ma lo si vede dal contact tracing, che si sposti l'infezione da una famiglia all'altra. Il punto di snodo sia la scuola, dove c'è il passaggio del testimone del virus. Guardate, questa è esattamente una ricostruzione molto semplice di quello che dice la letteratura scientifica. Sto parlando di scuola e non sto parlando di mezzi di trasporto, non vi parlo della stazione delle metropolitane, degli autobus, dei treni, degli spiriti, non vi parlo di nulla, vi sto parlando di quello che è la base, no? Poi a questo ci si aggiunge tutto il corredo. Sapete, siamo in un paese nel quale, se tu dici di chiudere una scuola, che è una sconfitta, guardate, cioè una persona non si mette a governare una regione o un paese pensando che la sua attività sia quella di chiudere. Cioè noi nasciamo perché la nostra attività è quella di aprire e non di chiudere. Quindi chiudere una scuola è una sconfitta. Io vi cito spesso Victor Hugo che diceva: quando apri una scuola chiudi un carcere, no? Quando apri una scuola chiudi le porte di una prigione. Io penso, ma non perché i nostri siano ragazzi problematici, perché comunque è la sublimazione della formazione della società, dell'individuo, della nuova classe dirigente, di quello che saranno le future generazioni. Quindi la scuola è come l'aria, questo è poco ma sicuro, è ossigeno, e quindi la scuola va vissuta in presenza. Però vi dico, non può neanche passare l'idea che chi chiude una scuola ha l'anello al naso e chi invece la vuole tenere aperta, anche per condizioni e questioni ideologiche, rappresenta il mondo intellettuale. Non è così, a me spiace. Cioè, se si chiude o non si chiude il mondo delle scuole è perché ci sono delle indicazioni di natura scientifica e sanitaria. Cioè, è come se noi decidessimo di ricoverare delle persone e ci fosse la protesta perché il medico ha previsto il ricovero. Se uno sta male deve essere curato. Quindi sulla scuola noi non abbiamo una posizione precostituita, ci mancherebbe, però abbiamo l'obbligo dell'obiettività. Perché vi dico questo? Perché ho visto, voi sapete che io ho chiesto personalmente il famoso parere del CTS. Se in questo paese si parla del parere del CTS sulla scuola è perché l'ha chiesto il sottoscritto. L'ho chiesto ufficialmente lunedì scorso, quando abbiamo fatto? Forse no, sabato scorso, quindi ormai 9 giorni fa, al Ministro Speranza e al Ministro Gelmini durante l'assemblea con le regioni e le autonomie locali. È stata accolta questa mia richiesta perché noi non abbiamo neanche gli elementi per avere, diciamo, un parere che sia un parere che guarda dall'altro questo paese. Allora ne abbiamo uno di empirica, una lettura empirica ce l'abbiamo in diretta se volete, che è quella che vediamo che chi ha aperto le scuole prima di noi le sta chiudendo, e vediamo comunque che chi le tiene aperte in parte le ha già chiuse, perché oggi le ordinanze, se andate a vedere le ordinanze dei colleghi, sono ordinanze di chiusura dei plessi scolastici, cosa che non facevamo, se ci pensate, in altre occasioni. Quindi noi abbiamo l'obbligo di mettere in sicurezza i ragazzi e le loro famiglie, punto. Immagino ci sarà tra oggi e domani un incontro ancora con il governo. Io ho visto come si può dire, leggo del parere del CTS che dice chiuse le scuole nelle zone rosse. Però vorrei ricordarvi che quando tu arrivi in zona rossa, proprio per il discorso che vi ho fatto prima delle zone colorate, il rosso vuol dire R con T, ma rosso probabile che tu abbia già chiuso i tuoi ospedali, siano già andati al collasso totale. Cioè non dimenticatevi mai che abbinare scelte di natura sanitaria, epidemiologica, sulla base dell'R con T, abbiamo capito che non funziona. Mi spiego. Il Veneto non ha mai avuto un R con T superiore a 1, vi ricordate la storia? No, 1,5, cos'era? 1,25, insomma non ha mai passato la soglia per andare in arancione, quest'inverno. 1,50, brava, o forse 1,25? No, la soglia era 1,50 inizialmente. Era la soglia. Sì,
Sì, scusate. Sì, no, questo sì, l'ho detto io, eravamo sotto la soglia. No, ma non ricordavo più il parametro, se era 1,25 o 1,50, però non cambia. Noi non abbiamo mai superato, ma abbiamo avuto tutti i parametri dell'ospedalizzazione che avevano superato i parametri di base, no? La terapia intensiva. Quindi pensare che tu dici chiudi la scuola quando sei arrivato in zona rossa, cioè quando sei arrivato in zona rossa è già arrivata l'ambulanza, è arrivato tutto, cioè sono arrivati i vigili del fuoco, nel luogo della tragedia. Cioè allora noi dobbiamo decidere se dobbiamo fare prevenzione o se dobbiamo semplicemente consolidare una situazione. Quindi adesso poi c'è un'altra proposta del CTS, e per le zone arancione quando si supera un tot numero di positivi e quindi l'incidenza su 100.000 abitanti a settimana. Anche qui, ma lo dico a vantaggio di tutti, nel senso che vogliamo fare un bel lavoro. Può essere un ragionamento, perché se lo aggancio alla zona arancione, quando tu entri in zona arancione, in alcuni casi la zona arancione è una zona arancione ipermatura dove sei già al collasso. In altre zone, la zona arancione rischia ancora di poter fare questi ragionamenti. Mi spiego. Se tu lo colleghi al tasso di incidenza del numero di positivi su 100.000 abitanti a settimana, mi aspetto che il CTS dia anche un parametro percentuale di tamponi da fare su 100.000 abitanti a settimana, perché tu non puoi paragonare situazioni diverse, ma lo dico a vantaggio di quelli che magari ne fanno pochi e rischiano di avere sempre il parametro basso e di avere gli ospedali pieni, perché voglio ricordarvi che si riesce a mandare in collasso un sistema sanitario ospedaliero pur mantenendo l'incidenza bassa, bastano far tamponi, perché l'incidenza è la somma dei positivi nella settimana su 100.000 abitanti. Ve lo ricorderò sempre l'esempio, noi avevamo 6.000 positivi un giorno, 60.000 tamponi, scusate, 3.000 positivi, 60.000 tamponi, era il 5% di incidenza. Lo stesso giorno una regione italiana aveva 400 tamponi, 40 positivi. Noi eravamo dati per gli appestati e questa regione è data per sanissima. Cioè, vi ricordo che 40 tamponi su 400 positivi, 40 positivi su 400 tamponi fa 10%, cioè aveva il doppio di positivi nostri. Quindi è fondamentale che il CTS, se vuole adottare un parametro del numero di positivi su 100.000 abitanti a settimana, cioè la famosa incidenza, deve stabilire un uguale parametro di numero di tamponi da fare su 100.000 abitanti a settimana. Allora sono dati omogenei, se no è ridicolo. Sì, se no lo capite da soli, cioè, che parametro confronti. Ma non perché sia un gioco a premi, per mettere in sicurezza la salute dei cittadini. Però ripeto, anche qui la zona arancione non può essere solo governata apro scuola, chiudo scuola con un parametro come questo, perché poi ci sono i parametri importanti dell'ospedalizzazione che ancora una volta rischiano di essere trascurati, perché io posso avere l'incidenza bassa e gli ospedali pieni. Quindi confido molto in questo incontro. Non è che sia diventato, come si può dire, una nostra ossessione questa, però siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché comunque abbiamo davanti ancora un mese prima di uscire dall'inverno, più o meno, e abbiamo visto l'anno scorso che comunque l'infezione che iniziò a febbraio non si spense prima di fine aprile, quindi vuol dire che se avessimo oggi un'infezione importante ce la portiamo fino alle porte alla fine della primavera. Non abbiamo una visione catastrofista e neanche di gioia e di libertà. Diciamo che il virus c'è, ve lo dico tutti i giorni, continuo a dirlo, se non ti metti la mascherina vai in mezzo alla confusione rischi di portartelo a casa. Adesso magari sarà interessante capire anche quale sarà la percentuale di circolazione del virus e chiederemo al professor Baldo in base a molte sperimentazioni che sta facendo, tipo le scuole Sentinella in Veneto, per capire che grado di circolazione c'è. Certo è che insomma delle preoccupazioni ci sono. Io prima di passare alle domande passerei la parola al dottor Flor, così si aggancia per l'aspetto sanitario. Grazie dottore. Poi facciamo domande dirette al dottor Flor e poi ci sono io per le mie domande. Buongiorno.
Allora, l'aspetto sanitario, visto oggi, visto stamattina, fatto 100, il massimo che abbiamo avuto ed era il 31 dicembre, oggi sulla rianimazione siamo a 25, perché esattamente avevamo avuto 400 casi, oggi ne abbiamo 99 positivi in rianimazione. Non siamo in calo, siamo in crescita, di poco, ma siamo in crescita. Nell'ultima settimana noi avessimo avuto il trend precedente saremmo andati a 60, invece siamo a 99, perché non solo non siamo calati, ma siamo anche cresciuti di 8-9 malati, 10 malati nel differenziale entrati-usciti. Quindi continuiamo a dimettere, ma sono di più quelli che entrano di quelli che escono da rianimazione. Lo stesso discorso vale sui malati dei reparti non intensivi, dove siamo in leggera crescita, leggerissima. Allora, abbiamo i numeri dei positivi complessivi che non cala, ma lentamente cresce. Abbiamo il numero dei positivi al tampone che lentamente cresce, abbiamo i numeri dei ricoverati che lentamente crescono. Noi oggi abbiamo numeri molto bassi. Con i numeri che abbiamo oggi è impensabile chiudere. E questo è il ragionamento che ha fatto il Presidente. Cos'è che aspettiamo? Di avere i numeri alti? Allora, è indubbio, i segnali che abbiamo sono quelli di una ripresa di malattia. Ce l'abbiamo sia nei positivi che troviamo sul territorio, ce l'abbiamo sulla percentuale dei tamponi, ce l'abbiamo sulla percentuale dei pazienti che si ricoverano e che vanno in terapia intensiva. Abbiamo l'RT che cresce. Noi siamo lontanissimi dagli numeri che chiederebbero la chiusura delle scuole. Ma non possiamo pensare di arrivare a quei numeri per muoverci. Forse dobbiamo avere una revisione di quei parametri, perché quello che vedete oggi, i numeri che sono richiesti sono numeri che noi a breve non raggiungeremo. Insomma, no? Allora bisogna che ragioniamo seriamente su cosa fare. Noi stiamo monitorando, io vi ho detto anche la settimana scorsa, stiamo monitorando con grande attenzione qual è l'andamento della malattia. Se vediamo che l'andamento si stabilizza sui numeri di oggi, continuiamo con tutte le operazioni di prevenzione a tutti i livelli, insomma, no? Dalla capacità di testare, dalla capacità di fare tracing e di continuare a sorvegliare. Se c'è qualche episodio in un posto singolo, magari quel posto singolo lo dobbiamo chiudere, perché se succede questo lo dobbiamo fare, ma poi vogliamo vedere qual è l'andamento complessivo e anche speriamo proprio che l'andamento non abbia un'accelerazione tipo quella che ebbe a fine ottobre. Noi oggi siamo più o meno con i numeri nella situazione di fine ottobre, dove eravamo tutti molto tranquilli, anche vedevamo i numeri che crescevano, ma il nostro numero oggi è quello. Ecco. Allora, non siamo né qui a gridare al lupo, ma neanche stiamo tranquilli. Certo che rispetto al 31 dicembre la situazione e la pressione sugli ospedali è tranquilla, ma abbiamo sempre più di 1000 malati ricoverati, quindi grande attenzione. Possiamo dire due parole sui vaccini per dare un po' anche un quadro di come siamo. Allora, noi oggi, da domani, a seconda degli arrivi, somministreremo tutti i vaccini che arrivano, perché ci siamo fatti la famosa scorta dei 21 giorni, che sono il richiamo, no? Quindi noi adesso possiamo somministrare tutto quello che ci arriva, perché abbiamo in casa e aggiorniamo la scorta per poter garantire il richiamo di 21 giorni con Pfizer e Moderna.
Lo stesso con Astra, abbiamo fatto AstraZeneca, abbiamo fatto la scorta in base ai vaccini che sono arrivati finora, e voi sapete che lì si va a 12 settimane, ma comunque direi d'ora in avanti possiamo pensare di accelerare molto con le somministrazioni, perché abbiamo accantonato tutto quello che dobbiamo tenere per garantire il richiamo chi vacciniamo con la prima dose. Quindi mi viene da dire che insomma molliamo un po' i freni, possiamo vaccinare a pieno adesso, no? Sicuramente abbiamo vaccinato, non abbiamo mai più vaccinato 9.000 persone al giorno, ora dipende dalla disponibilità dei vaccini, ma potremmo vaccinarne anche molto di più, insomma. Allora, domande per il dottor Flor, Giacomuzzo, adesso comincia Giacomuzzo. Buongiorno, io volevo tornare come il Presidente Zaia sulla questione dell'indice RT e sul CTS. Prima con il dottor Flor. Sì, allora, sui vaccini avevo in animo di chiederle... Sì. Avevo in animo di chiederle questo, per quanto riguarda la vaccinazione sui... non sono vicina. Per i medici di base. Quando cominceranno i medici di base in Veneto a vaccinare? Ci sono già... forse per la Lanzarin, chiedo scusa, e vabbè, allora poi vado con l'altra con... No, rispondo subito che sarà una domanda. Abbiamo fatto un primo incontro stamattina, ho fatto una videoconferenza con le sigle FIMG, SNAMI, eccetera, stamattina. Nel pomeriggio domani so che ci sarà un incontro tecnico e poi ci rivediamo a metà settimana per chiudere l'accordo. Quindi io mi auguro che in questa settimana chiudiamo l'accordo con tutte le sigle sindacali della medicina territoriale, per poi da settimana prossima iniziare con categorie, target e quant'altro. C'è l'accordo nazionale, ricordiamo. Sì, noi calchiamo l'accordo nazionale poi sul livello regionale, certo. Quindi questa settimana si chiude il regionale? Sì, c'è stato un primo incontro interlocutorio stamattina con una bozza che gli viene fornita di accordo in giornata e poi ci rivediamo a metà settimana. E quindi la settimana prossima ci sa dare anche l'indicazione su come concretamente si muovono, perché adesso è presto. Vediamo, appena abbiamo chiuso l'accordo con loro, vediamo da quando partono, le modalità quindi a domicilio nel proprio ambulatorio oppure in centri vaccinali, e anche i target che pensiamo e con loro stiamo discutendo per affidarli. Okay. Dottor Flor, invece per quanto riguarda l'ospedalizzazione, i tassi sono bassi, siamo ritornati nel modello a scala di 5 di gravità, a che fase? Siamo nella seconda fase 2. Siamo seconda fascia. Lì c'è in previsione qualche cambiamento, nel senso che abbiamo in Veneto adesso si può tornare a fare qualche intervento chirurgico, si è tornato a fare... Ma guardate, avevamo... Le visite ambulatoriali, che prospettive ci sono? Che avete in animo qualcosa? Sull'ambulatoriale abbiamo ripristinato tutto e possiamo cominciare anche stiamo recuperando anche arretrato. Sui ricoveri sono tutti ammessi i ricoveri, non ci sono limitazioni sul ricoveri. Abbiamo ancora 100 posti, ma sono 100 posti che abbiamo, i 100 posti attuali occupati dai Covid sono 100 posti che sono aggiuntivi rispetto a quelli che avevamo, diciamo, in epoca non Covid. Noi siamo arrivati ad avere al massimo utilizzabili 700 posti, non ne abbiamo mai utilizzati più di 660 e di questi 400 erano Covid. Oggi i Covid positivi ne occupano 99, quindi voi capite che abbiamo una disponibilità di rianimazioni per poter lavorare in maniera importante su tutta l'attività chirurgica. Devo dire che forse solo la provincia di Padova ha ancora un dato di rianimazione abbastanza importante, e tutte le altre province hanno proprio dati di rianimazione molto piccoli, insomma. Comunque sono 99 in tutto il Veneto i positivi, quindi non è che ci impediscono molto. Tutta l'attività chirurgica programmata e non in urgenza è oggi possibile erogarla e stiamo insomma lavorando. Abbiamo pur sempre del personale che è occupato a tenerci quei 100 posti letto di rianimazione, oltre ai 700-800 posti di non rianimazione che in tempo non Covid non avevamo, insomma, no? Pensate che
Oggi il Covid occupa un grandissimo ospedale provinciale, regionale, insomma, no? Abbiamo più di 1000 ricoverati collegati col Covid, vuol dire che abbiamo un grande ospedale regionale occupato solo da pazienti Covid, e sapete che l'assistenza Covid richiede anche un po' più di risorse di personale che le aziende normali. Si va avanti così senza timori, almeno per il momento, finché non ci sono... Ma allora domani valutiamo il tema della rianimazione per capire come siamo, insomma, per capire cosa facciamo se aumentasse di nuovo la necessità di posti letto. Al momento non abbiamo criticità grosse. Un'altra domanda per curiosità, le sono arrivate altre offerte di fornitori? No, non sono arrivate altre offerte nuove. Grazie. Allora, se ho visto bene le mani alzate, per il dottor Flor abbiamo Moscati, Pederiva che è rientrata, Salmaso, Bonet, Pitarello, giusto? Posto. Sì, buongiorno dottor Flor. Mi scusi, siccome ho una signora che mi chiede un insegnante e mi ricorda che gli over 65 non potevano fare il vaccino AstraZeneca, era sconsigliato. Ora sembra che la cosa sia rientrata. Lei mi scrive: noi siamo ancora a over 65, siamo fino a 67 anni, si lavora, per cui ci sono insegnanti. Sì, ce l'hanno già segnalato, daremo quote su dove facciamo fino a 65 con Astra, daremo quote di Pfizer. Ok, perfetto, grazie, la ringrazio. Questa era... Poi un'altra cosa volevo chiedere, Mestre, ieri è stato fatto lo spritz, tampone spritz, quando è che avremo un po' di risultati di questi screening così estemporanei che si fanno su tutta la popolazione, senza avere delle categorie perfette? No, allora voi sapete che noi teniamo monitorato alcune situazioni per capire, vogliamo vedere i dati con attenzione, e quando abbiamo i dati ve li presentiamo. Abbiamo alcune situazioni che teniamo monitorato. Appena abbiamo questi risultati ve li diamo subito, insomma. Quelle delle altre città le abbiamo già date. Sì, no, ma io dicevo di Mestre, è stato sabato, perché se ci avete qualcosa, se ce lo dite anche oggi, ci fa piacere. E poi volevo chiedere una cosa al Presidente. Dopo. Grazie. Pederiva. Angela Pederiva, Gazzettino. Buongiorno direttore. Volevo chiederle, in base alla disponibilità di magazzino e alle forniture che sono annunciate, la stima di capacità ora di somministrazione qual è? Diceva ben più di 9.000 indicativamente? Beh, da qui a fine marzo dovremmo somministrare qualcosa come 350, forse 370.000 dosi. Perfetto. Perché dobbiamo, al crescere di Astra, dobbiamo accantonare un po' di Astra, anche se ci sono 12 settimane, perché altrimenti la disponibilità che abbiamo è superiore ai 400.000 vaccini in questo mese. Quanto, scusi? Superiore ai 400.000, mantenendoci sempre i 21 giorni di scorta. Certo, ok. Poi la seconda e ultima domanda. Ricordo che finora ne abbiamo somministrato 340-350.000. Perfetto. Quindi 330 l'altro ieri, 340 circa. Rispetto invece alle esplorazioni del mercato già effettuate, si è più mosso qualcosa sul fronte comunicazione del numero dei lotti? No, non abbiamo informazioni. E neanche dalla struttura commissariale avete avuto riscontro? Metti che magari l'hanno mandati a loro. Dalla struttura commissariale siamo niente. fermi su queste posizioni. Grazie. Se ho già il dato, e quindi vi rispondo subito su Mestre. Mi ha risposto il professor Baldo subito, quindi insomma puntuale. E allora su 247 tamponi fatti a Mestre hanno trovato 4 positivi. 2,47, 4 positivi su 2,47. Perfetto, grazie mille. Salmaso, Albino Salmaso. Buongiorno professor Flor. Le volevo... Mi è parso di capire da quello che ha detto lei che se questi sono i dati epidemiologici, mi pare non ci siano le condizioni per pensare di programmare una chiusura delle scuole. Volevo avere questa conferma. Assolutamente, allo stato attuale no. Ecco, le direttive, appunto, le linee guida del CTS sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero delle Regioni. Noi pensavamo anche al Presidente Zaia, ma a quanto pare no.
Ecco, questo indice dei 250 positivi su 100.000 abitanti in Veneto mi pare non esista. Noi oggi siamo a 112. A 112. Su 100.000, ma non aspettiamo di arrivare, quando saremo a 250 avremo di nuovo gli ospedali in ginocchio. Ho capito, ma e quindi... Allora forse quello è un parametro che vale la pena riconsiderare. Scusami, per evitare che magari si vada avanti tanto, l'ho detto prima, abbiamo una riunione col governo dove porteremo le nostre ragioni come presidenti, proprio per questo aspetto. Quindi voi chiedete che vengano abbassati questi parametri rivisti, perché questo è il punto. Ma no, più che vengano abbassati, vorremmo anche discutere di approccio, perché poi c'è un tema, che lo dicevo prima, che se l'approccio è legarlo al colore della zona, il colore della zona dice poco o nulla perché è legato all'RT, capisco che andiamo in un fatto tecnico, e vi ho fatto l'esempio del Veneto che non ha mai avuto RT alto ma ha avuto gli ospedali pieni di pazienti. Quante volte abbiamo scritto voi e noi abbiamo detto bisogna modificare l'RT, non può essere l'unico parametro, e quante volte abbiamo detto teniamo presenti i tassi di ospedalizzazione, i tassi di accesso alle terapie intensive. Per cui qual è la risposta? Che ad oggi bisogna rimandare tutto alla riunione che si terrà tra stasera e domani. Benissimo. Immagino ci sarà. E non è da escludere che possano essere rivisti questi parametri, che quindi ci possono essere novità. Sì, perché l'indicazione che dà il CTS è abbastanza, come si può dire, diciamo, lascia abbastanza mano libera, non è ancora definita, diciamo, non è puntuale ma è ancora è un'ipotesi. Quindi vuol dire che lascia spazio alla conferenza di provare a farci un ragionamento. Considerate che è tutto in funzione del DPCM che verrà scritto. Certo. Che siccome scade il 5, oggi è il primo, tra domani e dopodomani il DPCM verrà pubblicato. Benissimo, quindi sapremo se vengono modificati. Sì, Albino. Benissimo, grazie. Prego. Ecco, un'altra cosa invece, i giornali sono ovviamente nelle cronache, raccontano questo grande assalto di chiunque abbia desiderio di camminare perché è scoppiata la primavera in qualsiasi luogo, nelle spiagge, nelle città. Ecco, questo fattore vi preoccupa? Come esiste una forma di controllo al di là degli inviti, degli appelli giusti che lei fa alla Moral Suasion, che sono estremamente interessanti, ma poi purtroppo vengono vanificati da folle incredibili che si incontrano nei luoghi più disparati? È un'esigenza umana e legittima, però si può intervenire in una qualche maniera oppure ci si deve affidare ai comportamenti corretti di ogni individuo e basta? Perché lo scorso anno invece sono state introdotte delle misure più cogenti, mi pare di capire. Sì, io credo che dovremmo ricordare che l'anno scorso, esattamente un anno fa, l'epidemia è scoppiata e esplosa nel mese di marzo. Che arrivi o non arrivi il caldo o la primavera, è esplosa nel mese di marzo, e vi ho detto, noi oggi siamo nelle condizioni in cui la riduzione di positivi, la riduzione di malati è finita e pare quasi che stia riprendendo la malattia. Quindi io credo che la memoria del mese di marzo dell'anno scorso ce l'abbiamo tutti, insomma. Eravamo in un lockdown che forse qualcuno non se lo ricorda, ma non si era giustificati per uscire di casa e andare a lavorare neanche a piedi 5 minuti a piedi, perché bisognava documentare la motivazione, no? E quindi... Certo. Scusate, avevo una domanda, la pongo al professor Flor, ma penso che possa rispondere anche il presidente Zaia. Oggi il professor Crisanti, in un'intervista al nostro giornale, torna a parlare della variante del virus. Lui dice che è pronto, non so se abbiate avuto tempo di leggere questa intervista, che dice delle cose che secondo me invitano alla riflessione. In sostanza c'è un virus molto presente in Veneto che secondo lui per il 20% non viene evidenziato dai test antigenici rapidi. Lui dice, testualmente dice questo, che esattamente lo dicono i nostri rilevamenti fino a un paio di settimane fa, sono varianti di un gene usato come bersaglio dei reagenti dei test rapidi. I test antigenici non riconoscono la proteina F ma solo la proteina M. Tutti i test antigenici sono basati sullo stesso principio: un anticorpo che riconosce la proteina M, se la proteina M è presente dà segnale positivo. Ecco, quindi questo allarme dal vostro punto di vista va preso in considerazione? Pensate che ci sia qualcosa da
da mettere a punto, da registrare, oppure è come dire un campanello che viene lanciato e lo verificherete quando ci saranno evidenze scientifiche più complete, in attesa appunto della pubblicazione di questa ricerca che pare imminente, insomma. Ecco, tutto questo... La risposta è una sola. In attesa della pubblicazione di questi dati scientifici, noi continuiamo a fare il massimo di tamponi molecolari. Sì. Quello che facciamo con i tamponi rapidi è un di più rispetto al massimo dei tamponi molecolari che abbiamo sempre fatto e continuiamo a fare e che non abbiamo mai smesso un giorno di fare. Mi pare che abbiamo ripetuto più volte che noi facciamo molti più tamponi di tante altre realtà. Certo. Facciamo tanti più tamponi di altre realtà molecolari, facciamo tanti più tamponi in totale. Allora, se noi troviamo più malati, è perché facciamo più tamponi molecolari, dove c'è l'indicazione molecolare, rapidi, di diverse generazioni, tra cui in alcune situazioni solo con la terza generazione, secondo le indicazioni ministeriali. Quindi, in attesa delle delucidazioni scientifiche che al momento sono sulla stampa ma non in organi scientifici, certo, né in organi scientifici né in organismi scientifici, noi continuiamo a fare tamponi molecolari come abbiamo sempre fatto e tamponi rapidi in aggiunta ai tamponi molecolari. Va bene, grazie. Una richiesta, possiamo avere i dati dei contagi comune per comune da pubblicare? So che una volta venivano diffusi, quindi sarebbe importante poterli avere. No, li abbiamo per provincia. Per provincia? Sì, noi li pubblichiamo per provincia. Il singolo comune ha i suoi sì, dati, nel senso che la prevenzione di ogni singola USL li dà il singolo comune che sa quanti positivi ci sono, ma è un rapporto tra... Come struttura centrale non li abbiamo mai diffusi. Va bene, scusate allora. Benissimo. Bonet e Pittarello. Marchiori dopo. Sì, buongiorno Flor. Allora, volevo capire, perché io ricordavo che avevamo scritto che erano 600.000 le dosi previste in base al report che ci ha dato il dottor Mongillo questo mese, che dovrebbero arrivare. Sì, perché no, le 600.000 partivano dai 50.000 consegnati il 22 febbraio. Sì, giusto, l'ultima di febbraio. Certo. Quindi quei numeri li lì abbiamo anche consumati, no? Sono confermati, certo. Ok. E rispetto alle fasi, cioè come siamo messi, volevo un punto nave, diciamo così, rispetto a operatori sanitari e sanità abbiamo chiuso. No, operatori sanitari e sanità abbiamo delle code residuali, ma praticamente concluso. E abbiamo, diciamo, adesso facendo servizi pubblici essenziali, scuole e forze dell'ordine essenzialmente, e poi stiamo partendo con le categorie del 39, stiamo scendendo sugli anziani. Quindi 40 e 41 sono fatte? 40 sì, 41 sì, 40 ancora qualcosina e 40 e 39 in corso. Poi si sono aggiunte alcune categorie, diciamo, della prima fascia che sono entrate, che stiamo vaccinando, gli iscritti all'ordine dei farmacisti o alcune categorie speciali, ma insomma per dire è chiusa completamente, che non scappi poi allora noi siamo rimasti fuori. Stiamo chiudendo alcune piccole categorie della prima fascia. Stanno consegnando, almeno così ci è stato informato anche stamattina, quelli per le 3 categorie, quelle lì tra virgolette con patologie particolari, quindi gli oncologici, i trapiantati e la fibrosi cistica, quindi stanno consegnando ai centri di riferimento, perché sapete che questi sono gestiti dai centri di riferimento di ogni singola di queste patologie, i vaccini per la popolazione che fa parte di queste 3 categorie. Oncologici, trapiantati e fibrosi? Ok, va bene, grazie. Pittarello.
Sì, Marco ha anticipato parte di quello che volevo chiedere, quindi chiedo solo una puntualizzazione. Avete riprogrammato dunque sui 21 giorni di scorta la scorta dei vaccini. Qual è che può essere lo scatto effettivo per poter far mollare un po' il freno a mano nella programmazione? Cioè, numericamente quanto deve crescere? Guarda, allora, noi oggi abbiamo la certezza che se non arrivano vaccini per 3 settimane garantiamo tutti i richiami. E questo era quello che bene o male dovevamo cautelarci, perché se capitasse quello che è capitato a fine gennaio, noi eravamo che avremmo avuto da fare il richiamo solo al 50% di quelli che avevamo fatto la prima dose, no? Allora oggi ci siamo, a quelli che ad oggi hanno avuto la prima dose, noi abbiamo la certezza di aver accantonato anche la seconda dose. Avendo una scorta di 21 giorni di fatto vuol dire che noi adesso possiamo utilizzare in pieno quello che ci arriva, no? Accumuleremo invece di tenerci il 50%, magari ci terremo un 30, un 20 se i numeri crescono se i numeri di vaccino crescono molto, perché lo zoccolo duro delle 3 settimane ce l'abbiamo garantito. Bene, a questo... Bene, vai. Marchiori, pensavo fosse per il Presidente. Anche per il Presidente, ma adesso per il Dottor Floro, l'assessore Lanzarin, decidete voi. Allora, noi siamo stati contattati questa mattina da più insegnanti per alcune problematiche. Da questa mattina infatti si poteva prenotare per la vaccinazione. Allora, una prima insegnante ha detto che ha provato a prenotare ma non c'erano già più posti e voleva chiedere una spiegazione. Tra l'altro lei è un over 55, ma l'ASL le ha detto che nel sistema di prenotazioni hanno già agito a dovere, eppure lei comunque non riesce a prenotare pur essendo over 55, nonostante abbiano... Sì, allora il cambio di utilizzo dai 55 ai 65 qualche problema ce l'ha creato, perché noi avevamo fatto la programmazione e quindi le chiamate, i programmi informatici e l'assegnazione di vaccini, perché noi abbiamo chiesto alle scuole il numero di persone da vaccinare. Adesso bisogna che riprendiamo i numeri, ma comunque tranquillizzo perché stiamo reimpostando tutto su 65 e penso che già entro domani tutte le scuole che sono state già contattate per avviare la vaccinazione, addirittura c'è anche un'ipotesi che partiamo proprio dal 65 anziché facciamo tutto un istituto ma partendo proprio dal 65 a scendere. Va bene, poi ne ho un'altra, nel senso che parecchi insegnanti invece ci hanno scritto dicendo che avevano segnalato di avere delle patologie nel modulo di iscrizione vaccini come appunto richiesto, eppure dicono che sono stati saltati nella lista rispetto invece a colleghi che non avevano patologie e chiedevano una spiegazione in merito. Più di qualcuno ce l'ha segnalato. Sì, Astra ha alcune precise controindicazioni alla vaccinazione. Oltre all'età ha alcune condizioni di salute per cui quelli che non potranno essere fatti con Astra saranno fatti con Pfizer. E quindi cosa devono fare? Niente, li richiama la scuola, noi diamo la scuola ci dà l'elenco delle persone che non hanno potuto vaccinare e diamo i vaccini di Pfizer. Ok, e poi ce n'è un'altra perché a questo punto sempre forse di sistema informatico si tratta, ci ha telefonato sempre un telespettatore chiedendo se il fascicolo elettronico sanitario ha dei problemi perché sembra non funzionare, nel senso che lui è stato in ospedale, aveva delle problematiche gravi e non sono riusciti a consultarlo quando in realtà c'è tutta la sua cartella clinica proprio perché dicevano ci fossero delle vedere difficoltà. Il caso non mi risulta che oggi noi abbiamo problemi di fermo col fascicolo sanitario elettronico. Ok, va bene, grazie. Se mi è possibile, un'altra domanda ancora sui vaccini. Oggi pubblichiamo il testo in estrema sintesi di un'interpellanza presentata in Consiglio regionale da 2 consiglieri regionali di Forza Italia, una è la Venturini Padovana. Bene, lei sostiene che
a Belluno i farmacisti siano già stati vaccinati dalla USL 1 Dolomiti, cosa che invece non si è verificata con la stessa procedura, urgenza e tempestività nelle altre USL. No, nell'ultima circolare che abbiamo mandato... Allora lei pone la questione, dice: è ogni singola azienda che decide sulla base della disponibilità o esiste una direttiva unica allora, che va interpretata? Sulla priorità, nel senso, se qualcuno ha fatto prima i dentisti piuttosto che i farmacisti, non l'abbiamo messa noi, c'era tutto il comparto sanitario, quindi può essere che qualcuno abbia messo i farmacisti prima di questi, ma comunque li facciamo tutti, tranquillizziamo, noi abbiamo dato indicazione di farli tutti. Quindi è ogni singola azienda che decide però. Sulla priorità. Ma no, ma non è singola, scusate un attimo, è come dire se facciamo prima i medici o gli infermieri in un reparto. Vengono chiamati tutti. No? E nel giro di un paio di settimane non ci sarà più traccia di persone da vaccinare di queste categorie. Ma non c'è se viene prima l'infermiere, il medico, l'anestesista o il pediatra. Vengono vaccinati tutti nella prima fascia, non possono essere vaccinati tutti lo stesso giorno. Poi può darsi benissimo che l'USL abbia chiamato prima i dentisti e abbia chiamato dopo i farmacisti. Dipende anche dagli elenchi che avevano, nel senso avevano gli ordini professionali, può darsi che siano andati uno dietro l'altro in base agli ordini professionali che gli sono arrivati. No, certo, mi ho riferito a quello che è stato scritto. Sì, va bene. Grazie per la risposta. E a questo punto le domande al Presidente. Sì. Moscati, Marchiori, volevo ricordare una roba sui vaccini, che noi stiamo vaccinando dal 41 in giù, cioè in su, scusate, ma stiamo anche vaccinando, questa è la novità, gli under 110, nel senso che stiamo... Quindi dal 41 si va scalando, no? Dalla settimana prossima e quindi noi però abbiamo preso i due estremi, l'anno 41 e i 110 anni, in modo tale che li facciamo ricongiungere dalla settimana prossima, quindi avremo i centenari che entrano in vaccinazione, centenari e poi giù a scendere i novantenni e quello che è, sono tutte fra l'altro classi di età non affollatissime e quindi riusciamo ad andare via veloci. Allora, l'ordine Moscati, Marchiori... Guardate che qui si va solo di Pfizer e Moderna. Se avessimo avuto AstraZeneca sarebbero stati altri numeri. Allora, Moscati, Marchiori, Pitarello, Giacomuzzo e Bonet. E Salmaso adesso. Era prima, scusami, non più io. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Sul discorso della scuola, ieri mi pare, adesso non ricordo se ieri o l'altro ieri, il Presidente Fedriga aveva detto, parlando soprattutto di questo, aveva espresso una sua considerazione di cui ha detto mi prendo la responsabilità, dicendo che sono state fatte delle chiusure ideologiche riferendosi al fatto che la scuola, nonostante evidenze scientifiche eccetera eccetera, che sappiamo che è stata chiusa aperta, mentre per esempio, e questo esempio lo faccio io, lo sci non è mai stato aperto, per cui non c'era nessuna evidenza che potesse essere fonte di contagio, sono state fatte queste scelte che secondo lui erano ideologiche, cioè non si può toccare la scuola. Lei ha detto, la capovolta l'ha detta, noi siamo quelli dell'anello al naso, però il concetto diciamo che è un po' simile a quello espresso dal Presidente Fedriga, o sbaglio? No, nel senso che è chiara la nostra posizione, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, cioè noi non ne facciamo una questione ideologica, cioè, se si tratta di chiudere le scuole lo si fa semplicemente per un aspetto sanitario, cioè, sarebbe una follia che qualcuno lo facesse per una questione ideologica, piuttosto c'è qualcuno che lo legge in maniera ideologica. Era il contrario ovviamente. Sì, no, ma ho capito la domanda, c'è invece chi si è messo di traverso ponendo solo una questione ideologica. Poi c'è ovvio che è un fatto grave chiudere le scuole, però vorremmo anche ricordare che se è grave la situazione sanitaria bisogna affrontarla con misure straordinarie, se no ieri abbiamo avuto 17.000 persone che hanno utilizzato il treno su Venezia, do un dato, no? Abbiamo visto gli assembramenti. Poi capite, è difficile spiegare
ai signori che si occupano di spettacoli viaggianti, che sono fermi da marzo, che non possono neanche avere un minimo di attività, sono veramente tirati con le risorse, e penso a moltissime altre attività che gli assembramenti non si possono fare, quindi una fiera, una sagra non si può fare. Capite? È tutto un fatto di parallelismi dopo, no? Perché lui sì e io no, punto di domanda. Quindi allora dobbiamo avere un approccio che sia un approccio scientifico. Va bene, ecco, invece sul dato che ha appena dato l'assessore Lanzarini, ho calcolato l'incidenza dell'1, cioè 1,7. 1,6 e qualcosa. Per cui diciamo che rispetto all'incidenza che calcoliamo sui tamponi, questa è stata fatta su una popolazione, diciamo, generica, cioè non chi va a farsi il tampone perché ha dei contatti o questo o quello, eccetera, per cui assolutamente generica. L'incidenza mi sembra abbastanza bassa. Sì, dirò anche un'altra cosa, adesso non spetterebbe a me a dirlo perché il dottor Flor, che è l'esperto di queste robe, però prima sentivo le domande sull'utilizzo dei tamponi. Cioè, nessuno si è ricordato di una cosa, che il professor Baldo ha fatto una sperimentazione che, per quanto limitata sia, comunque ha avuto 597 persone testate con l'antigenico e poi confermato col molecolare, e ha trovato linearità. Cioè, sentite lui, cioè, non so cosa dirvi. Rispondere, quindi No, nel senso che a me risulta che il professor Baldo abbia usato terza generazione. Sì, ma è un antigenico. Antigenico. È un antigenico. Sì, ma infatti il discorso è un po'... E quindi quello che dice lei, cioè, è un dato che abbiamo, è un dato di circolazione del virus, che potrei anche dire che non è basso, se è basso, ma non è basso, perché vi ricordo che l'ultimo dato che avevamo ufficiale, per questo mi sono riallacciato dal professor Baldo, dei famosi 600 fatti in diverse piazze piuttosto che supermercati, era 0,3. Quindi 3, 6, 9, 12, 15 e 5 volte tanto. Cioè, guardate, i numeri sono piccoli, ma comunque c'è una leva che la si vede. Cioè, il professor Baldo ci ha portato uno studio un mese fa a 0,3 di incidenza. Oggi, se questo fosse un dato regionale, 1,7 vuol dire che è quintuplicata la presenza del virus. Infatti prima dicevamo 3 persone su una piazza di 1000. Oggi con 1,7 cambia il discorso, perché sono 17 persone su una piazza di 1000. Quindi bisogna stare attenti, perché inizia sempre così. Noi siamo preoccupati per questo, perché inizia sempre così. Grazie. Marchiori, Media Nord-Est. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito dei tamponi che sono stati effettuati a Mestre nel fine settimana, sì. Allora, questa è un'iniziativa che la Regione ha pensato, sì, ha rivolto particolarmente ai giovani. Ecco, io ero lì e la maggior parte delle persone non era assolutamente giovane, quindi è possibile eventualmente estendere l'iniziativa solamente, per esempio, agli under 30, in modo di poter capire e anche indirizzare un messaggio preciso? Ma noi, guardate, under 30 intanto noi abbiamo un livello di controllo con il professor Baldo, che è quello delle scuole sentinella, dove nelle scuole superiori facciamo, diciamo, tamponi di massa su plessi scolastici importanti, tipo 1 migliaio di persone. Questo è già un bel dato di grado di circolazione del virus, perché avendo questi dati qua ne viene fuori bene. Dopodiché capite che quelli nelle piazze sono assolutamente a disposizione di chi c'è, ma comunque anche quelle persone facevano parte dell'assembramento della piazza, assembramento, brutto termine, di coloro che circolavano ed erano presenti in piazza, per cui ci sta, c'è la popolazione omogenea. Sì, però non erano propriamente i frequentatori della Movida per cui era stata fatta questa iniziativa. Ma Movida non si fa da giorno, no, si fa da notte. De notte è chiuso, quindi non c'è problema. Vabbè. Ho partecipato a Vicenza, no? Nel senso, sono andata a Vicenza quando c'era la settimana scorsa. È vero che non c'erano tutti i giovanissimi ragazzi dello spritz eccetera, c'erano anche degli adulti che probabilmente vedevano la tenda, la protezione civile in piazza oppure sono passati e hanno chiesto di fare il tampone. L'abbiamo fatto anche a questo, quindi, perché era, ricordiamolo,
spirito volontario, cioè uno decideva di farsi il tampone. Sì, ma questo senza ombra di dubbio, anzi ben venga che ci siano più persone che decidano di effettuare il tampone, però nel momento in cui questa iniziativa era stata proprio ideata per rivolgersi in particolare alla popolazione giovane, magari un messaggio rivolto ai giovani un po' più diretto, in modo che potessero approcciare semplicemente questo. Chiaro. Ecco, poi un'altra questione, per quanto riguarda la scuola, ho capito che c'è l'incontro e... C'è un incontro, okay. C'è un incontro col governo, c'è un parere del CTS, si deve tradurre in un testo da DPCM. Per cui attendiamo questo. Benissimo, qualora... Personalmente penso che l'approccio sulla scuola deve essere un approccio, diciamo, obiettivo, scientificamente sostenibile, scevro da condizionamenti ideologici. Mi rifiuto di pensare che c'è qualcuno che si diverte a chiudere la scuola, quindi i condizionamenti ideologici sono solo a carico di chi pensa che chiudere la scuola sia un atto di come si può dire, di scarsa sensibilità culturale, definiamolo così per non usare parolacce. Quindi lei si aspetta che comunque questo incontro abbia un esito, tra virgolette, positivo in tal senso? No, mi aspetto che sia lineare, dopodiché vi dico che col dottor Flore e l'assessore Lanzarin, se c'è da chiudere le scuole, noi lo valutiamo e le chiudiamo se serve chiudere le scuole. Cioè, ma non è un atto non è prova muscolare, è un dato di fatto. Cioè... Grazie. Prego. Posso introdurmi sull'argomento tanto per Prego. stare in tema? Sì. Perché, Presidente, l'RT Veneto allora è cresciuto? Sì. È 112. Come 112? L'incidenza? Scusa, Sì. Ogni 112 abitanti. Viene citato questa incidenza superiore ai 100 solo per la zona arancione, ma in questo momento non è vincolante, quindi voi chiedete di svincolare, se ho capito bene? Sì, ma anche il dato non è ancora definito, cioè il parametro secondo il quale in zona arancione si entra in chiusura delle scuole non è ancora fissato. Peraltro, non avendo uniformità di dati, può anche accadere che una regione in zona gialla abbia un dato di incidenza più alto di una regione che è in zona arancione. Abbiamo già visto questi dati qua. Ok, ho capito. Quindi chiedete la definizione e anche uniformità dei tamponi. E, sono le due cose. e automatismi anche. Però, come diceva il dottor Flor, in via preventiva, perché se tu mi dici chiudi le scuole in zona rossa non sai neanche più chiuderle, cioè o meglio, capiamoci, serve sempre a chiuderle. Prego. Sì. Allora, Pitarello anche? No. Allora, scusa, Bonet Salmaso, dai, così chiudiamo il tempo. Prego, andiamo a tema. Sì, andiamo a tema. Sì, così andiamo. Presidente, scusi, faccio una domanda un po' secca, ma quindi lei ha in animo di fare un'ordinanza sulle scuole in questo momento? No, solo se ci sono aspetti, come si può dire, sanitari che me lo impongono. Ok, però io ho capito dal suo ragionamento che lei ritiene che sarebbe necessaria un'ordinanza di chiusura. No, ritengo che sia doveroso che la comunità scientifica valuti con serietà questo aspetto. No, è che quello che non capisco è questo, cioè lei continua a invocare dei parametri scientifici. Sì. Però io ho capito... Ancora non ci siamo. Del resto il CTS è lo stesso che a dicembre ha detto che dovevano restare chiuse le scuole. Ai primi di gennaio, viste anche le posizioni di molti presidenti, ha dichiarato che bisognava aprire le scuole. Quindi adesso vogliamo parametri. No, però gli ha dati il CTS i parametri, non sono quelli di cui abbiamo parlato finora. Sì, ma non sono ancora definiti, soprattutto dice chiudere nelle zone rosse e poi parla di valutare un parametro sull'incidenza per la zona arancione. Però capisci che a volte hai l'incidenza alta in una zona gialla, allora a quel punto cosa fai? Ok, quindi la proposta del Veneto rispetto ai parametri qual è? Ma noi vogliamo partecipare alla discussione perché, ad esempio, se non c'è uniformità di percentuale di tamponi su popolazione, questo parametro secondo noi non è significativo. È più significativo il tasso di ospedalizzazione, ad esempio, no? Ok, quindi come parametro voi chiederete quello dell'ospedalizzazione? No, sembra complicato, ma è semplicissimo, cioè dobbiamo capire prima la posizione del governo
e dopodiché discutere in base a quella. Io non ho capito se il governo vorrà adottare in maniera ossequiosa il parametro dell'incidenza o se vuole adottare altri parametri, e se sì, se si standardizzano i parametri. Ok, è che da quello che ho capito io dal ragionamento che faceva lei prima, lei ha un approccio molto prudenziale, cioè sì. sta dicendo anche se i dati in questo momento sono buoni, io sarei per fare il giro di vita adesso, ho capito bene? Ma guarda, io l'ho già detto anche in un'intervista al vostro giornale, è meglio soffrire adesso che trascinare un'agonia. Cioè, come si può dire? L'assunto è questo. Se ci avete convocato, e questo è accaduto sabato scorso, quindi 9 giorni fa, per dirci sta arrivando una terza ondata paurosa, lo vedete dai dati, preparatevi perché l'onda di piena sarà importante, dobbiamo fare anche un DPCM performante rispetto a questo, è naturale o no chiedere ma scusate rispetto alla scuola? A me spiace fare questa parte, però posso garantire che i miei colleghi hanno le stesse mie preoccupazioni, okay. Tanto è vero che chiudono scuole. Chiudo cercando di mettere in ordine i concetti. Allora, se ho capito bene, lei sostiene che in via prudenziale sarebbe meglio dare un giro di vita in questa fase che i numeri sono ancora positivi, però chiede che il CTS dia dei dati scientifici che avvalorino questa idea politica. Quando arriveranno quei parametri, se conforteranno questa tesi, lei farà l'ordinanza. Certo. Ok, grazie. Salmaso, prego. Allora, chiariamo gli ulteriori dubbi se ci possono essere. Mi pare di capire che con 250 positivi su 100.000 abitanti si è di fatto in zona rossa e si chiudono le scuole di ogni ordine e grado? No. In zona rossa si entra anche con... cioè la zona rossa è legata all'RCT, non all'incidenza. Ieri però il CTS ci ha fatto capire che con quei parametri, con 250 positivi ogni 100.000 abitanti, di fatto è come se fossimo in zona rossa, e quindi alcuni presidenti tipo la Campania e mi pare la Basilicata e non so quali altri sindaci hanno applicato provvedimenti di questo tipo e quindi hanno chiuso anche le elementari. Allora il provvedimento restrittivo che lei eventualmente ipotizza a tutela della salute riguarderebbe soltanto le scuole superiori in presenza allo stato attuale? Oppure... Guardate, io aspetto che la comunità scientifica che si è parzialmente espressa completi questa espressione, perché secondo me non è compiuta. Vi ho fatto l'esempio del parametro di tamponi su popolazione che non c'è, e quindi è zoppa sta roba qui, e che poi si veda il testo. Siccome il testo del DPCM verrà pubblicato prima di fine settimana, in base al testo noi sappiamo se dobbiamo chiudere o tenere aperto. Non abbiamo, anche perché, come si può dire, a quel punto io spero sia un automatismo, no? Perché sennò lasciamo... Però per essere un automatismo tutte le regioni devono fare la stessa campionatura. È là che casca l'asino, no? Un numero fisso di tamponi proporzionale agli abitanti. Sì, a quel punto dobbiamo avere incidenza. Certo. Sì. Lei pensa che siamo pronti a questa svolta di tipo... Se dopo un anno non siamo pronti a questa svolta, allora è bene che ci preoccupiamo. No, io... forse ci diamo anche un sacco di risposte anche, no? Il Veneto è pronto. Sì, certo. Lo sapete meglio di me, ormai avete tutti la laurea in medicina. Sì, certo. D'onore. Allora, riprendiamo il giro. Pittarello era stato travolto. Giustamente, facendo ordine. No, io faccio una domanda su un caso che non c'è, ma un'ipotesi che potrebbe esserci. Stamattina il sindaco di Bologna, Merola, che ha la città metropolitana in zona arancione rafforzata, ha detto che entro venerdì probabilmente potrebbe essere assunto dei provvedimenti per farla diventare rossa. Volevo chiedere, tocchiamo ferro non succeda mai, ma in Veneto c'è un'area metropolitana, quella di Venezia. Provvedimenti per area metropolitana in questo momento non sono stati presi in passato. Nel caso succedesse, passa sempre attraverso... Allora, facciamo così. Va bene tutto, ma chiamarsi a sfiga proprio no. Allora, siccome nel caso io non lo prevedo proprio... No, nel senso no. Qua c'è il rischio che ci portiamo a nera, non funziona così. Allora cambiamo domanda. No, nel senso posso invece in linea generale dire che la norma, ma sarà ancora più codificata nel nuovo DPCM, e prevederà appunto delle misure automatiche per stabilire queste subbzone regionali. In più aggiungo anche che è stata la mia richiesta, che sembra sia accolta, spero sia accolta, che rispetto alle misure restrittive
ci sia un'indicazione scientifica e un'intesa con il governo, perché vi ricordo che quando io ho fatto la zona gialla plus mi sono firmato l'ordinanza e proprio perché non c'era la firma del ministro sui ristori siamo andati un po', cioè è andata un po' in semicanarina, come si dice. Dopo non facciamo ipotesi perché poi ci portiamo nere. Era soltanto, facendo esempio in precedente, pensare al sindaco di Corzano vicino a Brescia che ha fatto quella serie di attività, cioè il cluster locale. Ma noi l'abbiamo già fatto in Veneto, Nencomedico l'abbiamo fatto, per dire. Esattamente sul no. Zona, ecco. Quando serve si fa. Tutto qua, grazie. Si fa con dolore perché non è una scelta facile. Io avrei concluso il giro, no? Ancora Giacomo Muzzo? Vabbè, allora Carlo. Giacomo Muzzo, prego. Presidente, le volevo chiedere un commento sulla manifestazione che c'è stata a Verona Novax sabato con 400 manifestanti in piazza. Non lo sapevo. Senza mascherina, assembramenti. C'è stata sabato. Cosa ne pensa ancora di queste manifestazioni così senza regole, senza con assembramenti e potenzialmente pericolose? Io penso una cosa, che tu puoi essere Novax e penso che in questo paese e in questo mondo democratico la democrazia rispetto ai Novax non obbliga alla vaccinazione, giusto? Puoi essere Novax e la democrazia ti permette di dire le tue idee. Puoi essere Novax e puoi anche prendere scelte per persone che dipendono da te rispettando le leggi, no? Dopodiché sei Novax, ma la tua libertà finisce dove inizia la mia. La mia libertà non è solo quella di potermi vaccinare e di fare una scelta per la mia vita, diversa dalla tua, che sei Novax, ma anche quella di non infettarmi perché tu vai in giro senza mascherina. Quindi io non ho, posso dire, non condivido, ma rispetto la protesta civile educata che fa una persona, però mi sarei aspettato che uno fa la sua manifestazione, protesta giustamente e dice bene, questo sono in campo comune, mi proteggo, sistemo tutto per un fatto di rispetto, ma espongo le mie idee. Secondo me non portare la mascherina vuol dire comunque non è un bel segnale, cosa volete che vi dica? Cioè ormai sembra, per alcuni sembra che il problema Covid sia un divertimento degli amministratori, basta leggere alcuni commenti. Ci vuole il pugno di ferro delle amministrazioni? Prego? Ci vuole secondo lei il pugno di ferro? Non sapete che titolo fare domani? No. Non mi fermo qui. Guarda, io penso che in questo momento non ci sia bisogno di conflitti, c'è bisogno di capire che siamo comunità, che tu sia Novax, che tu sia a favore dei vaccini, che tu creda che l'hanno portato i marziani o che tu creda invece che è veramente un fenomeno, diciamo, tipico della natura, devi capire comunque di mezzo c'è una comunità. E la comunità a volte è fatta anche come un'assemblea di condominio, non è che si può sempre avere ragione in un'assemblea di condominio. Se dopo tu vai sempre all'assemblea e pensi di aver sempre ragione, è inevitabile dopo vengono fuori i casini, no? Prego. Allora ricominciamo perché evidentemente Bonet, Salmaso, Marchiori, Pederiva. Io spero che tu non faccia la foto perché abbiamo la stessa giacca e la stessa camicia. Quando ho visto stamattina Flor ho detto bisogna che a mattina si mettiamo d'accordo. Allora da domani Flor si porterà la cravatta. Non ho mai visto la cravatta, forse una volta. Sentite, mi ha già risposto in subordinato, non ci penso neanche. Tema degli assembramenti. Presidente, pensa a un'ordinanza su questo? Perché i sindaci si stanno parlando, c'è anche alla luce di quello che si è visto a Venezia, che citavi tu prima, c'è in animo di fare qualcosa in questo senso? Ma guarda, io penso che ordinanza facciamo? Di chiudere le persone in casa? Decisamente no. Le leggi ci sono già, sia sull'uso della mascherina che sul distanziamento sociale. Dopodiché spetta a chi deve fare i controlli di farli, punto. Che ordinanza volete fare? Posso fare un appello? Sì, di dire ragazzi state attenti, perché poi se io andassi a vedere, guardate, perdonate, faccio questo esempio, andassi a vedere i commenti quando abbiamo iniziato a settembre questa nuova avventura, no? I primi contagi, eccetera, le prediche che facevamo, chiamatele prediche così siamo chiari. E i commenti che avevamo era
siete di lazzaroni, siete prevaricatori, l'abuso di potere, no, finitela. Dopodiché, quando l'infezione è andata alle stelle, andate a controllare i commenti, provate a fare un giorno, sarebbe un bell'articolo, andate alle stelle, tutti con paura, cioè, qua adesso avete sbagliato, dovete chiudere prima, dovete fare le ordinanze. Se voi leggete, c'è una narrazione, voi dite, cavolo, ma questa cosa è montagne russe, no? Adesso siamo tornati nella fase down, dove comunque non c'è tra problemi, andiamo in giro. Fra un mese, quando ci saranno casini, no, dovevate dircelo. Perché se osservate, molti intervistati cosa rispondono? Mica vietato. Dite che non l'avete letta questa dichiarazione. Lo dicono e lo scrivono tutti, non è mica vietato, ma anche quando passi il semaforo col verde, in una zona di grande traffico, la tentazione che abbiamo qual è? Di far così, di guardare a destra e a sinistra anche se tu hai il verde. Qualche gente dice, se è verde, via. Vedi che arriva il matto che ti attraversa la strada, fa l'incidente. E il matto che attraversa la strada si chiama virus, in questo caso. Salmaso. Quindi io, guardate, poi penso alla Gran Bretagna, Johnson ha detto agli inglesi, dovete, per maggio potete fissare le vacanze perché siete tutti vaccinati, più 600% in più di prenotazioni. Così funziona il mondo. Qua in Italia stiamo ancora discutendo del passaporto vaccinale. In giro È una domanda che le volevo fare, non mi lega nel pensiero, Presidente, perché volevo fare... No, ma io ti leggo nel pensiero. So anche cose che ti scrivi ogni giorno dopo che te me l'hai intervistato. Dimmi. La domanda è proprio questa, mi pare che lei abbia sollevato a tempo per primo in Europa conosciuto benissimo appunto un tema, quello del passaporto vaccinale, che sta convincendo il premier francese Macron e sta convincendo, mi pare, la Commissione europea. Ma poi sul piano concreto operativo c'è qualcosa che si è messo in moto, che lei sappia, oppure siamo agli auspici e alle analisi? Ma guarda, secondo me, visto che esiste l'Europa, sì, questa è proprio una roba da Europa. Sarà possibile che codifichiamo un documento che rilasciamo? Lo rilasciamo nella lingua madre e in inglese per tutti. Se tu vai in giro, arrivi a Cuba o arrivi a New York o arrivi a Singapore, ti chiedono la vaccinazione, non è che ognuno può arrivare con le sue robe. E secondo me finirà che sarà scritto sul passaporto, ma vedrete finirà. Adesso io capisco che c'è tutta una serie di riflessioni, le condivido tutte. È una discriminazione. Sì, sono convinto che sia una discriminazione, lo sono io il primo a dirlo. Perché lasciate perdere chi non si vuole vaccinare, ma chi non si può vaccinare, secondo me ha diritto di viaggiare come gli altri. Però è inutile che ci facciamo tutte queste lucubrazioni mentali. La verità è che il mondo va nella direzione che se non ti sei vaccinato ci saranno delle strutture che non ti permettono di accedere. Punto. Allora, o guardiamo in faccia la realtà, o stiamo qua, apriamo il salotto per discutere una vita dell'opportunità. Io condivido tutte le riflessioni che fanno quelli che sono contro il passaporto, ma veramente le condivido. Vi ho fatto l'esempio di chi non si può vaccinare. Però ragazzi, guardate che il mondo va in altra direzione. Se vogliamo guidare a destra come in un paese dove si guida a sinistra, ci schiantiamo, basta. Allora, o ci adeguiamo, andiamo a piedi o in bicicletta, ma anche in bicicletta bisogna guidare dalla parte giusta. Ultima questione, Presidente, c'è un tema che tiene banco da diversi giorni sui quotidiani e riguarda quel contributo di 240 euro alla senatrice Fregolent. Allora, so che lei su una vicenda che non è proprio analoga, sia chiaro, qui non c'è nulla di illegittimo, di irregolare come procedura amministrativa, è solo una questione di sensibilità e di approccio, ecco, di opportunità, benissimo. Allora, lei appunto ha usato, dei provvedimenti estremamente energici in precedenza. Volevamo capire la sua opinione, visto che anche un consigliere regionale, un suo assessore si è espresso, non sui nostri quotidiani, ma devo dire con un giudizio estremamente perentorio. Ecco, se ci può dire il suo punto di vista su questa vicenda, grazie. Sì, vorrei finire con il passaporto vaccinale, perché no, ma avevo finito, però che resti agli atti che anche qui, se non ci organizziamo, arriveremo da buoni ultimi un'altra volta. Ma andrà a finire così. Sì, io capisco l'indignazione di tutti, ma guardate che andrà a finire così. Avete visto, ormai c'è l'Isola tutta vaccinata, le Seychelles tutte vaccinate, Johnson che dice per maggio siete tutti vaccinati. Vabbè, noi stiamo qua a discutere del passaporto vaccinale, vedrete cosa accadrà. Che avremo la mappa del mondo, cominciano a scrivere Covid free, Covid free, Covid free, e poi a noi ci metteranno sopra il retino, no?
Poi vedrete come funziona il turismo così. Noi dobbiamo rilanciarlo, il turismo, ripartire, ma velocemente, e anche le attività produttive. Guarda, rispetto alla vicenda, non ho nulla da aggiungere, ma lo dico perché non conosco la vicenda, parto da un presupposto che da quello che ho capito leggendo, perché non ho neanche tempo di fare telefonate e non competono a me, la senatrice non ha commesso nessun reato, e questo sia chiaro. Questo è evidente, sì. Dopodiché mi fermo qui perché non ne so neanche la genesi e non compete neanche a me a stare qui, e poi mi conoscete, cioè non la genesi, quello che abbiamo scritto, è un contributo dato per le prestazioni estive, i centri estivi, mi pare. Io penso il sindaco, tutto qua. Ma no, ma la guarda, ne ha fatto io richiesta, ho capito, è un problema di opportunità. Ho capito questo, ma penso anche che in questa fase non ci sia bisogno di ulteriori polemiche e di ulteriore dibattito. Io la vedo così. Posto Albino? Sì, grazie. Posso fare una piccolissima richiesta che mi è appena giunta? Per quanto riguarda le colombe, non so se l'avesse detto inizialmente, come si fa tecnicamente per ordinarle? Tramite il sito. Ma quale sito? Quello della Fondazione della Società. Ah, ecco. Sì, sito Città della Speranza. Ok, perfetto, grazie. Prego. Allora, dopo Salmaso c'era Marchiori e poi Pederiva. Sì, Presidente, mi scusi, una domanda forse più tecnica che lei potrebbe riuscire a spiegare avendo a che fare direttamente anche col governo, con le decisioni che vengono prese. Qual è la differenza concreta nel sì a un'apertura di cinema, teatri del 27 marzo in zona gialla, eccetera, e ancora un no a palestre, ristoranti la sera, che comunque non ve lo so dire. Non si sa. Non ve lo so dire, ma se parto dagli spettacoli viaggianti piuttosto che dal mondo dell'intrattenimento, che sono stati sostanzialmente, o le palestre, visti come luoghi critici o gli untori, giustamente oggi possono dire: scusate, noi siamo sempre stati chiusi, l'infezione va alle stelle, allora chi è l'untore qui? Infatti è impossibile, non ve lo so dire. L'ho letto anch'io sui giornali, fra l'altro dal 27 marzo, il giorno del mio compleanno, si aprono i teatri. Così può andare a festeggiare? Festeggiare cosa? Al cinema? No, nel senso che c'è poco qui da festeggiare finché non ne veniamo fuori da sto incubo. Cioè non è vita questa. Pederiva. No. Grazie. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ricollegandomi alla domanda del collega Bonet, quindi lei non ha in animo una nuova ordinanza anti-assembramenti, però sappiamo che scade venerdì quella che è in vigenza attualmente. Pensa almeno di riproporre quella per quelle pur minime misure? Vi posso rispondere, non voglio fare il vago, io vi dico sempre come la vedo, no? Vi posso rispondere dopo aver visto il testo del DPCM, anche perché vorremmo aver parte importante nel DPCM se ci riusciamo, quindi magari capire se molte misure entreranno lì. D'accordo. Chiudo con una richiesta che è appena arrivata da un lettore di cui eventualmente ho anche i riferimenti. Prego. Genitori di una bambina disabile al 100% di Padova, completamente non autosufficiente. Se si dovessero ammalare i genitori la bambina resterebbe appunto senza accudimento. È previsto dal piano vaccinale regionale una priorità a questa già sfortunata categoria? Chiede questo papà. Mi ricollego perché al di là del caso personale è un tema sollevato anche dalla neoministra Stefani l'altro giorno, auspicando che nel confronto con il collega Speranza ci sia l'inserimento appunto dei disabili e anche dei loro familiari o che ne abbiamo parlato prima, perché questo non è l'unico caso, altri casi mi sono arrivati come segnalazione, guarda, potrei farvi vedere i messaggi, di genitori che hanno uno o anche due figli totalmente non autosufficienti, quindi 100% di invalidità, che dicono se ci ammaliamo qui cosa succede? E giustamente pongono la questione: vado al centro vaccinale per vaccinare loro, vaccinateci tutti, quindi in maniera tale che almeno i genitori possano essere coperti. Io non lo trovo assolutamente fuori luogo questo. Anche in un caso come questo in cui una bambina, per cui presumo che non rientri la piccola nella età vaccinale, ma i genitori evidentemente sì. La piccola no, perché se ha meno di 16 anni no, è 16 no, giusto? Al limite vi fornisco i riferimenti magari. Sì. Grazie. Grazie signori. Per la seconda volta non vedo altre mani. A posto. Grazie. Buongiorno, buon lavoro, grazie. E mi raccomando le colombe, diamo una mano alla Città della Speranza, grazie.